Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Il 28 aprile i carabinieri della stazione di Mestre hanno arrestato un 34enne cittadino marocchino presunto responsabile di una tentata rapina ai danni di un cittadino senegalese minacciato con un coltello per la consegna di denaro, nonché di resistenza a pubblico ufficiale. I carabinieri sono intervenuti su segnalazione dei militari del reggimento Lagunari Serenissima impegnati in un servizio di pattuglia a strade sicure che hanno bloccato il presunto rapinatore dopo una colluttazione. L'uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Venezia in attesa dell'udienza di convalida, al termine della quale è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere. Cambiamo argomento. Si compie un altro passo importante per la ZLS Porto di Venezia Rodigino. È arrivato il rifinanziamento del credito d'imposta per le nuove imprese e quelle già esistenti che investono nelle aree della zona logistica semplificata del Veneto. Lo dichiara il presidente della Regione del Veneto commentando la notizia del rifinanziamento per il 2024 del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali previsto dal nuovo decreto legge coesione pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Nello specifico si tratta di 80 milioni di euro a disposizione degli investimenti delle imprese da realizzare tra il 7 maggio 2024, data di entrata in vigore del decreto legge, e il 15 novembre 2024. La Giunta Comunale di Venezia, nella sua ultima seduta, su proposta dell'assessore alle politiche educative, ha approvato la delibera riguardante le disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza. Si tratta di un fondo nazionale per realizzare interventi per l'infanzia e l'adolescenza e Venezia è tra le città riservatarie a cui sono destinati 545.000 euro, spiega l'assessore. Destineremo la cifra nel sociale per iniziative tra cui merita ricordare diritti su diritti nel settore educativo, all'interno del quale rientrano a titolo esemplificativi noti itinerari educativi scolastici e nell'ambito culturale con progetti come Toniolo Giovani o VET Junior. E con l'arrivo della stagione calda riprende la lotta alle zanzare. Per incentivare appunto la lotta alle zanzare nei luoghi privati, il Comune di Milano fornisce una confezione di pastiglie antilarvali per ogni abitazione o condominio con cortile privato nel quale siano presenti caditoie con un ristagno d'acqua. La distribuzione gratuita avviene presso l'Ufficio Ambiente, sito in Viale delle Rimembranze 3 al piano ammezzato nei seguenti orari: lunedì, martedì e giovedì dalle ore 10 alle ore 12. Per il ritiro della confezione è necessario esibire il modulo di richiesta disponibile nel sito comunale già compilato e sottoscritto, con copia del documento d'identità valido. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.